situazioni disfunzionali su cui è necessario mettere in atto tutte le azioni organizzative e di supporto agli operatori che troppo spesso sono in prima linea senza un adeguato sostegno di tipo istituzionale e sociale. È un tema cruciale, quello della tutela degli operatori, perché se non ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi, siamo tutti in una situazione molto più difficile e più fragile. Interviene l'Ordine degli Psicologi del Veneto dopo il caso della pallottola lasciata sopra la scrivania di un'operatrice sanitaria dell'US2, esprimendo la propria solidarietà nei confronti della destinataria dell'atto intimidatorio. Purtroppo molti operatori sanitari si trovano a dover gestire il limite di realtà, a dover dare notizie non adeguate, non positive, non quelle che ci si aspettava agli utenti, quindi anche quando sono date correttamente possono creare delle situazioni di questo tipo. Situazioni che sono sempre più all'ordine del giorno, sia a detta dei sindacati che raccolgono le segnalazioni, sia delle aziende sanitarie. Un problema che ha a che fare con il benessere psicologico delle persone e la loro incapacità di gestire situazioni al di là del loro controllo. L'aggressività nei contesti sanitari può essere legata sia ad aspetti organizzativi o ad aspetti di comunicazione non adeguata tra curanti e utenti, ma in altri casi è legata al fatto che molti cittadini sono in una situazione di vulnerabilità emotiva, che hanno magari delle aspettative o delle idealizzazioni rispetto al fatto che i curanti potranno e dovranno risolvere assolutamente i loro problemi in maniera totale, cosa che purtroppo non sempre è possibile, e questa idealizzazione, questa aspettativa di cura idealistica, di cura totale, può diventare a volte una situazione di frustrazione, e la frustrazione porta negli esseri umani spesso all'aggressività. L'aggressività per gli psicologi è quel comportamento che mettiamo in atto nel momento in cui sentiamo di aver perso il controllo di una situazione, per noi o per i nostri cari. E quando sentiamo di aver perso il controllo della situazione, purtroppo in alcuni casi si scivola a comportamenti inadeguati come quelli di tipo aggressivo, che sono un tentativo disperato e disperante di cercare di riprendere il controllo della situazione in maniera disfunzionale e scorretta.